Per raccontarvi del progetto Smart Destination in the Land of Venice Missione 2026 sono necessari alcuni brevi presupposti. Il primo, fondamentale, è che il turismo rappresenterà sempre di più un motore di sviluppo economico per i territori. Il secondo presupposto è che il digitale è il volano in grado di accelerare questo sviluppo e sarà sempre di più irrinunciabile. Il digitale, inoltre, è la chiave per ripensare un nuovo modo di fare turismo, un turismo più inclusivo, più dinamico, più allargato, in cui il customer journey del turista si amplia. Perché? Perché il digitale consente di entrare in contatto con il turista prima e in modo più qualificato. Perché il turista immagina di essere in una destinazione mesi prima di raggiungerla e c'è tutta la fase di dreaming, di pianificazione, di prenotazione alle quali possiamo accedere e entrare in contatto con esso. Altro presupposto fondamentale è che gli operatori dovranno necessariamente continuare ad essere gli attori principali del settore e del turismo. Noi non crediamo in un modello decentralizzato, né in un modello in cui prenda il sopravvento magari un player internazionale in grado di aggregare grandi quantità di dati e di operatori. Noi crediamo in un approccio distribuito che valorizzi le singole specificità dei territori. Per fare questo il progetto si è occupato di rispondere a 3 domande fondamentali: chi è il turista, che cosa possiamo offrirgli e come possiamo essere più efficaci ed efficienti nel rispondere alle sue esigenze. Il primo punto, chi è il turista, riguarda il fatto di estendere i modelli attualmente utilizzati in ambito turistico legati per lo più ad aspetti di demografia o di capacità di spesa, ma di integrarli sempre di più con considerazioni legate a psicologia, comportamento d'acquisto, attitudini e interesse del turista. Il secondo punto, che cosa possiamo offrirgli? Anche qui dobbiamo passare dalla logica del pacchetto statico redazionale, magari messo in una vetrina digitale, per passare alla logica del pacchetto dinamico, il pacchetto che può essere personalizzato in tempo reale una volta che sappiamo chi è il turista che abbiamo di fronte. Per fare questo dobbiamo essere quindi in grado di comporre in modo dinamico itinerari, soluzioni, dove dormire, dove mangiare, dove poter vivere determinate esperienze. E il come, la terza domanda fondamentale, è legata a riuscire a superare le logiche attuali, sfruttare le tecnologie oggi a disposizione per accelerare il concetto di trasformazione digitale del settore e soprattutto, usando una metafora, fare un salto, un gap, colmare un gap culturale e di potenziale che attualmente vediamo. Ciò che divide il turismo del domani dal turismo di oggi è proprio questo salto legato alla capacità di razionalizzare e istituire delle regole di condivisione di dati e soluzioni tra gli operatori. Superare la logica dei silos, per cui ad oggi il singolo operatore è necessariamente chiamato a costruire un sito investendo tanti soldi, tante energie per recuperare dati, informazioni e contenuti e poi soprattutto per tenerli aggiornati. Ma spesse volte in realtà basterebbe poter utilizzare i dati sviluppati da qualcun altro che è più interessato di lui a tenerli aggiornati, perché lo riguardano. Ad esempio un operatore, come nel caso della sperimentazione che abbiamo fatto, potrebbe usufruire degli orari della mobilità per comunicare meglio delle informazioni al proprio turista. Questa logica presuppone quindi di superare il concetto di trasferire dei dati da un punto interno a un punto esterno verso ad esempio un aggregatore, ma di far sì che il singolo operatore abbia gli strumenti per essere interconnesso agli altri, secondo appunto regole e protocolli di condivisione certi che lui stesso abilita o disabilita in funzione delle richieste che riceve. Noi quindi durante il progetto abbiamo sviluppato un concetto di ecosistema digitale di business, dove l'ecosistema è la soluzione che preserva le specificità dei singoli operatori, garantendo logiche collaborative ma soprattutto anche competitive. Digitale, come abbiamo detto, è l'acceleratore che consente un'accelerazione della trasformazione. Business è ciò che appunto preserva delle dinamiche legate alla sostenibilità economica delle varie iniziative. Ecco, la grande essenza del progetto è stata quella di creare un ponte
di dialogo e di soluzioni tecnologiche che fa incontrare tutto il mondo dell'offerta con il mondo della domanda. Per fare questo abbiamo sviluppato un concetto di architettura a 3 livelli. Il primo livello è quello legato alla condivisione dei dati, il secondo è legato allo sviluppo di determinati algoritmi che sono in grado di utilizzare questi dati, il terzo livello è quello dello sviluppo di applicazioni e di soluzioni che grazie a questi algoritmi sono in grado di restituire delle risposte ai singoli turisti o agli operatori stessi in grado di creare questo ponte tra domanda e offerta.